È il giorno del silenzio e del dolore a Santa Margherita d'Adige. Nella chiesa della piccola frazione di Borgo Veneto la comunità si stringe ai figli e alla famiglia di Silvano Vigato, il 65enne trovato morto nella sua abitazione lo scorso 29 gennaio in circostanze misteriose, con ogni probabilità ucciso da un colpo di pistola che si è autoinferto. Un gesto estremo dai contorni ancora poco chiari. Accanto a lui, in fin di vita, la compagna 55enne. Oggi però gli interrogativi su quella giornata lasciano spazio alle parole di conforto pronunciate dal parroco Don Andrea durante l'omelia. Vogliamo chiedere al Signore proprio così, di usare a Silvano la sua misericordia, di accoglierlo nella sua pace, di donargli la gioia della vita piena, la vita eterna in cui lui ha creduto. Un abbraccio che cancella quelli che sono anche i limiti della sua vita, quelli che sono i suoi peccati, ma quell'abbraccio che le dice vieni, figlio. A concelebrare le esequie di Vigato c'era anche il fratello Don Maurizio che a nome di tutta la famiglia ha espresso il dolore del momento che stanno vivendo. Hai messo sulle nostre spalle una cruz pesantissima. Stiamo versando tante lacrime. Buono e generoso, lo ha ricordato il fratello, rivolgendo anche una preghiera alla compagna che ha rischiato di morire. Gremita la chiesa di Santa Margherita d'Adige, tanti amici e conoscenti che si sono stretti attorno ai figli di Silvano e anche alla figlia della compagna. La donna è ancora ricoverata in ospedale a Schiavonia, le sue condizioni migliorano di giorno in giorno, ma ancora non riesce a parlare con i carabinieri che attendono di interrogarla per ricostruire cosa è avvenuto nella villetta lo scorso 29 gennaio.